21 persone destinatarie di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con 34 kg di cocaina, 400 kg di marijuana, 1 kg di hashish, 11.000 piante di cannabis e 38 proiettili calibro 9 sono stati sequestrati. Questo è il bilancio dell'operazione antidroga denominata Slot Machine della Guardia di Finanza di Catania, che ha visto impegnati oltre 140 militari delle Fiamme Gialle in diverse province della Sicilia. Le indagini sono state coordinate dal procuratore aggiunto Ignazio Fonso e da sostituti Andrea Bonomo e Alessandro La Rosa. Hanno fatto luce su una presunta associazione che avrebbero gestito un rilevante traffico di cocaina, marijuana e hashish. Ai vertici del gruppo ci sarebbero stati i fratelli Vitale, Franco, Giuseppe, Fabio e Santo di 59 anni. Secondo l'accusa avrebbero anche agito dai grossisti per altri fornitori dediti all'approvvigionamento delle locali piazze di spaccio. A conclusione di ben 2 anni di indagini, il GIP Simone Ragazzi, accogliendo la richiesta della Procura di Catania, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalle Fiamme Gialle nei confronti di 21 persone e disposto il sequestro finalizzato alla conquista di 11 attività economiche, 7 fabbricati, 6 terreni, 50 rapporti finanziari e depositi bancari. Le indagini del GICLO del nucleo del PEF della Guardia di Finanza di Catania, sezione Goa, nascono da uno spunto dell'operazione Le Vallette su un traffico di droga in Sicilia, Calabria e Malta. Il gruppo e la tesi dell'accusa avrebbe avuto profitti di contiguità con il clan Cappello Bonaccorsi, avvalendosi del carisma criminale di Santo Aiello, di 63 anni, cognato del Vitale, noto esponente della Cosca, al fine di dirimere le controversie legate al traffico stupefacenti, ottenere più agevolmente i pagamenti loro dovuti e garantirsi in ogni caso una copertura necessaria al mantenimento dei traffici illeciti. I canali principali di rifornimento di droga, sarebbe emerso dalle indagini, sarebbero stati 2, il primo con la base operativa in Vlghine Valdarno in Toscana, con a capo Paolo Messina di 44 anni e l'albanese Erok Kechi di 33 anni, e il secondo a Catania riconducibile a Salvatore Copia di 53 anni e Annunzio Caia di 50 anni.